Oggi ci troviamo a Sidi in compagnia di Gianluca Azzori, guida turistica della cooperativa Villa Silli. Buonasera Gianluca. Buonasera, benvenuti, bentrovati. Grazie. Intanto, ci può spiegare brevemente di cosa si occupa la sua cooperativa? Noi siamo una cooperativa, ci chiamiamo appunto Villa Silli, Villa Silli è il nome medievale del paese di Sidi. Ci occupiamo di servizi turistici e culturali nel territorio di Sidi, ma più in generale nel territorio della Marmilla. Nello specifico gestiamo questo museo, che è il Museo Ornitologico della Sardegna, e poi gestiamo un parco, che si chiama Savogaia, e un parco naturalistico archeologico che si trova sull'altopiano di Sidi. Insieme a questi 2 siti, che sono il centro delle nostre attività, svolgiamo visite guidate, in alcuni dei monumenti del territorio di Sidi, tra questi sicuramente la Tomba dei Giganti di Sidi, che è una fra le tombe dei giganti meglio conservate della Sardegna, fra quelle meglio conservate è una delle più grandi, che si trova sull'altopiano di Sidi, un luogo veramente suggestivo. Svolgiamo le visite guidate nelle chiese del paese, nella chiesa romanica di San Michele, che anch'essa ha alcune peculiarità molto interessanti, nella chiesa parrocchiale, che si trova poco distante da qua, e poi svolgiamo attività laboratoriali, facciamo incontri, organizziamo eventi culturali diversi all'interno della stagione annuale, svolgiamo escursioni, organizziamo anche mostre e poi collaboriamo con molte entità nel territorio che possono essere le cooperative, i ristoranti, gli agriturismi. Cerchiamo di fare nel nostro piccolo una rete per la valorizzazione culturale, del territorio in primis di Sidi, ma anche dell'intera Marmilla. Questi sono, diciamo, gli obiettivi che si vogliono raggiungere attraverso la cooperativa, giusto? Esatto, sì. Attraverso la cooperativa si vuole, far crescere sempre di più a Sidi un tipo di turismo che è, quello che viene chiamato turismo culturale, ma un turismo lento, di visitatori attenti, a scoprire, i territori dell'entroterra della Sardegna, un turismo, quindi anche, legato al buon cibo, all'ambiente sano, alle produzioni di qualità, a alle visite guidate fatte, quasi, per amici, e quindi, diciamo, accompagnando le persone, come se fossero delle persone che tu conosci da molto tempo e che magari non conoscono il tuo paese, quindi tu le accompagni e glielo racconti. Come se fosse casa vostra. Esatto, Cioè come se fosse anzi, casa cosa loro. casa loro. Cioè, invitiamo loro a casa nostra, ma come se fosse casa loro. Certo. Cosa ne pensa del progetto di Isula e di questa giornata? Allora credo che il progetto di Isula sia un bel progetto che si sposa esattamente con l'idea che noi abbiamo di valorizzazione del territorio, quindi una valorizzazione, del territorio che è esperienziale, diretta, come dicevamo prima, con un contatto diretto con i visitatori, per cui ci è piaciuta molto l'idea, abbiamo aderito in modo abbastanza entusiasta. Siamo riusciti insieme a Roberto Copparoni, all'Associazione Amici di Sardegna che organizzano Isula, siamo riusciti a costruire una giornata Sidi che, mi sembra che sia andata molto bene. Le persone sono rimaste contente e quindi questa è la cosa più importante. Diverse persone non conoscevano il paese di Sidi, quindi anche grazie a questa iniziativa sono, venuti in paese, hanno conosciuto alcune delle realtà di Sidi e di questo siamo molto contenti. Grazie mille. Prego.